Almeno le mani verso l'alto e salgo. E apro. E pianti. Giusto. E pronte a cambiare. E doppio. Avanti e mi fermo. 2, 3, 4, mani al centro. E tiro. Sì. Giusto, ancora avanti con i fianchi. Ancora un po'. E mani avanti. E tiro. Giusto. Tiro. Giusto. Tiro. Tiro, ancora fianchi e recupero la mia posizione e piedi chiusi, cerchi destra e cambio e piccolo scivoli. Giusto, allora si parte con la sinistra, sì, sinistra avanti e incrocio, apro, dietro, apro, apro, ok, 8 ce ne servono, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
fare un ok? E cammini di nuovo a questo tempo. Pronte? 4, 3, 2, 1. E cambio a sinistra. Cambio. Ora non puoi sedere. E anche tu. Svegliamoci. E cambio ultimo. Ok, tutte dietro di me, facciamo un passo nuovo. Mi copiate, destra a destra. Sì, sinistra alziamo. Incrocio ed eccellenza. Solo cambiamo. Sta. Sì. 4 metri avanti. E 4, 3, 2, 1 e più veloce, dritto, ancora, ok, giusto, e andiamo avanti e indietro, 4, 3, 2, 1 veloce. E dietro, incrocio, ok, e ci muoviamo tutte, premo. E mantengo questo movimento, disegno con i piatti, ok, e di nuovo. Molto piegato. Cominciamo tutte le coreografie, come vi ho detto all'inizio, con una preghiera e un'invocazione e un saluto. Quindi la posizione delle nostre mani è innanzitutto una posizione di apertura verso l'energia che produce il nostro corpo e verso comunque l'universo che stiamo pregando con la nostra danza. Quindi alzo le mani e le braccia che vanno verso l'alto, le accompagno con lo sguardo, destra contro sinistra, che è l'unione dell'anima con il corpo, di tutto ciò che è diviso, scendo lungo la linea dei chakra, arrivo con questa posizione con le mani vicino al cuore, piccolo inchino di ringraziamento e siamo pronti a partire. Con le braccia che si aprono lentamente in seconda, morbide. Immaginiamo sempre di avere le mani poggiate sull'ipotetica sbarra che ci regge. Poi il cuore del nostro lavoro sono i fianchi, che cominciamo a riscaldarli spingendoli da destra a sinistra. Sentiamo il contatto con la terra, perché i nostri piedi non si solleveranno mai da terra durante tutta la danza. Ok, sentitevi questo movimento addosso, giusto? Cominciamo a familiarizzare e porto una mano all'orecchio, doppio, e braccia morbide, sì, ancora. E respiriamo sempre. E 2 volte. E ancora.
la mano, accompagno la mano con lo sguardo e unisco mano, posizione del cerchio. Questo vi fa bene soprattutto a livello addominale, scioglie le tensioni e ancora.